Buongiorno amici, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave in Blu. Oggi è giovedì 11 marzo, tocca a me Luigi Guglielmi guidarvi tra i principali temi. Prima un avviso diciamo così di servizio, ma lo troviamo nei titoli. La DAD in provincia di Belluno nel distretto 1 comincerà da sabato e non da venerdì come si era ipotizzato, ma già il Gazzettino ci aveva spiegato ieri che l'inizio della didattica a distanza nei comuni del distretto 1 forse sarebbe iniziato appunto sabato e non venerdì e così sarà. Andiamo subito a vedere il Gazzettino, cominciamo dalla pagina nazionale, dall'edizione nazionale perché ci sono notizie che comunque ci interessano da vicino, poi arriviamo alle pagine bellunesi, al fascicolo bellunese. Allora, il titolone è questo: Veneti vaccinati entro settembre. Ieri c'è stato l'annuncio anche da parte dell'ULSS 1 di Belluno che dell'ULSS 1 Dolomiti che è in arrivo un grosso quantitativo di vaccini, tant'è che sono state riviste in meglio le previsioni e i piani di vaccinazione. Il piano, dice il sommario, i 50.000 dosi al giorno, 50.000 dosi al giorno, pensate, vuol dire che in 4 giorni, se dal punto di vista organizzativo lo si potesse fare, in 4 giorni si potrebbe vaccinare l'intera provincia di Belluno, incredibile. 50.000 al giorno, festivi compresi, si procederà per fasce d'età e con la prenotazione. Il direttore generale della sanità veneta Flor, ma devono arrivare le fiale previste per fine marzo, primo vaccino a tutti gli ottantenni. Allora il lancio che leggiamo, perché appunto ci interessa a tutti, è questo: la premessa è che devono arrivare i vaccini, ma se da aprile arriveranno, come dicono, dosi per almeno 1 milione di inoculazioni, Veneto ricordiamoci ha 5 milioni di abitanti, il Veneto non vuole farsi trovare impreparato. Il piano di guerra, predisposto dal direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, prevede 50.000 vaccinazioni al giorno. Si lavorerà sempre da lunedì a domenica compresa, anche in orario serale. Un piano da 1,5 milioni di iniezioni al mese, che consentirebbe con le doppie dosi di vaccinare i 4,2 milioni di veneti. Perché 4 milioni e 2 e non 5 milioni come vi ho detto io prima? Perché, spiega qui, gli under 16, cioè quelli che hanno sotto i 16 anni, al momento sono esclusi. E perché sono esclusi? L'abbiamo detto varie volte, lo ripetiamo. Perché i vaccini che sono stati preparati a tempo di record non sono ancora stati testati adeguatamente per la popolazione più giovane, quindi come sempre è serio prima eseguire i test previsti dai protocolli e poi si passerà anche alla vaccinazione dei sotto 16 anni. Dunque dicevamo il piano dovrebbe portare a vaccinare tutti i veneti, i 4,2 milioni di veneti sopra i 16 anni, al massimo entro settembre. Io direi che possiamo concederci un sospiro di sollievo, perché vuol dire, come diceva l'altro giorno il Premier Draghi, che cominciamo a vedere veramente la fine di questo incubo, anche se poi dovremo fare i conti per difenderci, ieri lo spiegava bene in un'intervista Andrea Crisanti, per difenderci dalle varianti che arriveranno, perché c'è un dramma in questo dramma che ha fatto 100.000 morti in Italia. C'è il dramma che a spanne metà dei paesi del mondo non avranno le risorse per vaccinarsi. Quindi noi italiani siamo nella metà fortunata del mondo e se sapremo gestire bene il tema dei contagi dovremmo appunto uscirne nel Veneto, da quello che capiamo, insomma, per la fine dell'estate. Però nel resto del mondo sarà molto probabile che il virus muti, che il virus continui a evolversi e che crei nuove varianti che potrebbero tornare anche qui da noi. Per questo dobbiamo prepararci a non abbassare mai la guardia. Allora, Flor ha ripetuto che dipende tutto dalle forniture, ma se, come si spera, le dosi arriveranno, virgolette, non vogliamo farci trovare impreparati. Per marzo comunque gli over 80, quelli che hanno più di 80 anni, dovranno aver tutti ricevuto almeno la prima dose. Ecco, e fino a ieri invece erano arrivate le lettere per una parte degli ultraottantenni bellunesi che li chiamavano anche da aprile. Invece l'accelerata porterebbe appunto ad aver terminato tutte le vaccinazioni degli ottantenni entro marzo, anzi prima entro il 22 mi pare di Calulse.
Cambieranno le modalità per accedere alle somministrazioni dalla lettera personale consegnata per posta, che si è rivelata utile ma ha anche scontato tante inefficienze, a partire dal fatto che spesso è stata consegnata in ritardo, si passerà alla prenotazione online o telefonica, quindi cambia il metodo, e questo ve lo diciamo perché noi al telefono siamo spesso bombardati, noi tutti, da telefonate che sono spam, si chiama, cioè sono telefonate di persone che ci disturbano perché hanno delle proposte commerciali. Bene, bisognerà stare un attimo attenti, perché arriverà anche la telefonata dell'ULSS. Non fatevi trarre in inganno, però ecco, perché sicuramente ci sarà chi farà il furbo in questo frangente, come sempre succede. Si tratta di una telefonata che non vi chiederà soldi, mi raccomando, vi chiederà solamente di concordare una data e un'ora per andare a fare la vaccinazione per gli ultraottantenni. Chi dovesse chiedere soldi o fare discorsi strani vi sta probabilmente tentando di truffare. Voi sapete che dovete rispondere e mettervi d'accordo solo in caso si tratti di prenotare una data per la vaccinazione sopra gli 80 anni. Allora, il lancio sulla situazione, su come sta andando è questa: la situazione Veneto in piena epidemia, i ricoveri sono 50 al giorno, siamo sempre in prima nazionale del Gazzettino, è il secondo giorno che i ricoveri crescono, è il secondo giorno che ne abbiamo 50 in più, vuol dire che siamo in piena epidemia. Tutto questo è tra virgolette, lo dice chi non nasconde la preoccupazione, Luciano Flor, appunto l'abbiamo citato prima, il direttore generale della sanità del Veneto. Stiamo ancora sul coronavirus, e poi sulla sinistra dello schermo vedete il volto di una giovane, vedrete che la notizia ci riguarda in prima sul Gazzettino. Regioni a rischio, rosso automatico, da lunedì si cambia. Con 250 casi per 100.000 abitanti, il solito indicatore che indica l'incidenza, con 250 su 100.000 scatta la chiusura totale. Domani ci sarà il nuovo decreto. Nessuna decisione nella cabina di regia di ieri. L'appuntamento per la nuova stretta è per domani. Domani perché? Perché ormai, se ci seguite su www.amicodelpopolo.it, lo sapete bene, perché il venerdì esce il monitoraggio della cabina di regia del Ministero della Sanità, con i dati che si riferiscono non alla settimana in corso ma alla settimana scorsa, quindi con molto ritardo, e i dati per il Veneto scommettiamo che ci daranno un indice RT probabilmente di 1,2 o forse anche di più, e ricordiamoci che con 1,25 scatta il rosso, e scatterebbe per la settimana prossima. C'è in più questo parametro del 250 su 100.000 che il Veneto non risulta abbia ancora raggiunto, ma ci stiamo avvicinando, quindi insomma lo scenario non è dei migliori, anche se vediamo poi la fine di tutto, no? La risoluzione di questo lunghissimo problema. Allora, dicevamo, a livello di governo, regole per tutti, salvaguardando le fasce, ma con un automatismo che permetterà di decretare più facilmente zone rosse e arancioni. Importantissimo far veloci. Criteri che entreranno in vigore dalla prossima settimana. Si può dare per certo che per entrare nella fascia rossa si adotterà il sistema delle chiusure per i territori che avranno più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, che è poi quello che è stato applicato, ma solo alla scuola, per il distretto numero 1 dell'ULS 1 Dolomiti, no? Invece questo criterio del 250 su 100 sembra che il governo sia orientato a far sì che faccia scattare la zona rossa per tutti, quella che abbiamo vissuto a Natale, cioè che non si può andare in giro, che non ci si può muovere, che bisogna stare a casa, sostanzialmente i negozi sono chiusi, eccetera. La firma, contratto degli statali, l'aumento, eccetera. Ma a noi interessava, vi dicevo, questa bella foto, questa bella notizia che c'è in prima pagina, poi vediamo dentro, pagina 13, l'articolo del nostro amico Marco Di Bona, che scrive per il Gazzettino, ma scrive anche per l'Amico del Popolo. La storia: Emma, 27 anni, gestirà il rifugio, ha vinto su 225 rivali, e il titolo è questo: una giovane donna per il Nuvolau. Emma Menardi, 27 anni, cortinese, scelta dal CAI per gestire il rifugio. Sapete, del rifugio Nuvolau si è parlato tantissimo, ne hanno parlato i giornali nazionali, perché
perché ha avuto una valanga di richieste, appunto 225 si sono resi disponibili a gestirlo da tutte le parti d'Italia con e senza esperienze, tant'è che il CAI ha dovuto fare una scrematura molto severa, tra l'altro pensando di introdurre proprio il criterio dell'iscrizione al CAI, perché c'era gente che si è presentata anche di grande buona volontà, che però mostrava di avere esperienza zero. Vivere in rifugio a quella quota lì, non so se avete presente dov'è il Nuvolà, un posto fantastico, bellissimo, ma è da provare a immaginarsi cosa deve essere lì sotto un temporale e magari con la necessità di soccorrere chi è in difficoltà, perché il rifugista deve fare anche questo. Insomma, non è facile assolutamente. Quindi noi facciamo l'in bocca al lupo a Emma Menardi, che ha vinto questa gara, e speriamo che già quest'estate, insomma, se le cose dovessero un po' migliorare col Covid, possa già cominciare a darci dentro, insomma, nella gestione del rifugio più antico delle nostre Dolomiti. Allora, dicevamo, pagina 2 del Gazzettino, si torna sul tema di cui dicevamo prima: sarà più facile passare in zona rossa e arancio da lunedì, Italia chiusa. Domani un decreto con i nuovi parametri, Pasqua stretta come a Natale. In base ai dati attuali, solo Sardegna, Val d'Aosta e Sicilia resterebbero aperte. Questa è la situazione. Io adesso non vi leggo nel dettaglio qui di che cosa si tratta, insomma sul Gazzettino vedete che trovate una copertura veramente ampia su quello che si prospetta oggi per il decreto. Stop ai ristoranti, si allontana il ritorno al cinema, e già la pagina 3 del Gazzettino ci ricorda che cosa succede in zona rossa, aspettandosi che molte zone finiscano molte aree dell'Italia finiscano in zona rossa, ma che questo sia anche il nostro destino per Pasqua. Dobbiamo mettercela via, vi ripeto, siamo agli sgoccioli, perché dopo, tra pochi mesi, veramente potremo ricominciare a fare molte delle cose che da un anno ci sono negate, però dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, io credo che purtroppo, insomma, la cosa è soprattutto difficile per i malati. Mettiamo in primo piano loro, e non solo per i malati di Covid. Avere pazienza in questo momento significa spesso non avere accesso facile alle cure, e qui veramente dobbiamo mostrarci, sentirci solidali con quelli che hanno questo tipo di difficoltà per primi. E poi secondi ci mettiamo non i ragazzi che dovranno seguire la DAD, perché non è il massimo, ma non è la fine del mondo. Il peggio è per tutte le persone che faticano a lavorare, le persone che non hanno lavoro, che non trovano lavoro, gli stagionali, tutte le persone, e sono migliaia in provincia di Belluno, che da una situazione di zona rossa rischiano di ricavare un danno economico importantissimo. Quindi se dovessimo fare una classifica delle persone a cui diamo un abbraccio anche da qui, insomma, invitandoli a provare a stringere i denti, se possono ancora, prima di tutto quelli appunto che hanno problemi di salute, e non solo Covid, e poi i lavoratori. Allora, il riassunto del Gazzettino per punti è così: i colori, con 250 contagi ogni 100.000 abitanti, quindi si chiude, sembra che sarà questo l'orientamento. Il Veneto, ripeto, se andassimo per regioni, il Veneto non sarebbe ancora 250. Dice il Gazzettino questo ve lo leggo. Mm, Potrebbero, queste cose, queste sono indicazioni che potrebbero rientrare all'interno del nuovo decreto legge. C'è non solo il passaggio automatico in zona rossa per quei territori che contano 250 casi ogni 100.000 abitanti nei monitoraggi settimanali, quelli che abbiamo detto tante volte arrivano purtroppo sempre in ritardo. Meno male che adesso la regione si è messa a fare i monitoraggi quotidiani anche sui comuni, ma anche un'ulteriore stretta per gli spostamenti in questi territori. Spesso infatti si tratta di aree più piccole, le cosiddette mini zone rosse, in cui l'incidenza delle varianti è particolarmente elevata. Per questo, spiegano dal CTS, Comitato Tecnico Scientifico, bisogna ipotizzare ulteriori limitazioni agli spostamenti, altrimenti il virus circola insieme alle persone. Spostamenti, visite limitate ad amici e parenti, sport, restano chiuse palestre, piscine, centri sportivi, seconde case. Ci si può andare solo in giallo e arancione, quindi se si scivola in rosso si sta a casa propria e non si può neanche raggiungere la seconda casa. Convivialità in arancio, niente più pranzi fuori, tempo libero, a rischio l'apertura di teatri e cinema. E per Pasqua, ci aggiungiamo noi, vale già in zona arancio, come quella in cui ci troviamo adesso nel Veneto. Sapete bene che si può fare una visita solo in 2 persone più un minore di 14 anni o un disabile a un altro nucleo
familiare, quindi insomma i ricongiungimenti familiari per Pasqua non sono possibili, non sono possibili già ora, figuriamoci se finiamo in zona rossa. L'emergenza nord-est, pagina 4 del Gazzettino Nazionale, vedete la cartina molto efficace, amici della radio, dopo fate un salto sul nostro Facebook e la trovate. Rappresenta, ma c'era anche ieri sull'Amico del Popolo, se cercate www.amicodelpopolo.it, rappresenta la situazione del Veneto. In rosso sono i distretti sanitari che hanno superato quota 250 nell'indice dell'incidenza. Ecco, vedete, tutta la parte alta, questa che vi circondo con la manina, è il distretto 1 della provincia di Belluno, dell'ULS numero 1, ed è il distretto in cui si è superato il 250. Come dicevamo, non è superato dappertutto. Credo che Belluno, per esempio, comune di Belluno, per quello che si è capito che è in questa zona qui, non abbia superato il 250, però la media di tutto questo distretto è sopra 250, con i casi gravi soprattutto qua su in Cadore, in Comelico, Centro Cadore, Cortina e la Valle del Biois. Queste zone, che pure non hanno una popolazione molto elevata ma hanno dei numeri anche veramente brutti, sopra 500 di incidenza, queste zone condizionano il valore generale di tutto il distretto, e quindi per la scuola questa è la ricaduta che sta a casa tutto il distretto. 2 invece, vedete, è il distretto di Feltre che è a posto. Gli altri distretti rossi li vedete qua, c'è questa fascia che scende dalle prealpi trevisane fin verso Padova, c'è questa zona del Vicentino e c'è questa zona del mare. Ecco, queste sono le zone dove si va in DAD, che sono a rischio di rosso totale se passa questa indicazione del governo. 50 ricoveri al giorno, Veneto in piena epidemia, dice l'articolo della pagina 4 del Gazzettino. Tutti vaccinati a settembre, gli oltre 80 entro fine mese, l'articolo è qui a pagina 5. La scheda 1, prima più vecchi, 2, priorità ai disabili, 3, al telefono o via internet la prenotazione, basta lettere inviate a casa, l'iniezione dovrà essere prenotata online o al CUP. E allora stiamo attenti, perché appunto si tratta di ricevere questa telefonata che arriverà e di gestirla nel modo migliore. Allora, vaccini, 90.000 infermieri per rilanciare il piano, le iniezioni nelle aziende, cioè nella lotta contro il Covid. Sembra che verrà data questo carico anche agli infermieri di andare a vaccinare dentro le aziende. Il pasticcio UE dell'Unione Europea, l'EMA è in ritardo, 34 milioni di dosi vanno all'estero. Noi non approfondiamo perché non abbiamo tempo per leggere tutto, tantomeno delle vicende del PD e dei suoi problemi interni. Congo, inchiesta sull'ONU per la sicurezza di Attanasio, uccisi mentre fuggivano, la vicenda incredibile del nostro ambasciatore in Africa. La pallavolista incinta, la società ignorata la nostra versione. Questa è una vicenda abbastanza incredibile, perché questa donna è rimasta incinta e c'è una causa con la società sportiva che non ha molto gradito, a quanto pare, la notizia. La gestione del nuvolau a una giovane di Cortina, dicevamo prima. Ecco, qui c'è una foto del rifugio bellissima, che peraltro non dà molto l'idea di quanto nido d'aquila sia il rifugio nuvolau, perché questo sperone su cui sorge è altissimo e a strapiombo su tutti i lati. Una situazione veramente incredibile dal punto di vista ambientale. Qui c'è la foto che c'era anche in prima di Emma Menardi che lo gestirà. Andiamo avanti. C'è in basso, è stata ufficializzata dalla regione la nuova mappa veneta dei terremoti. Anche qui non è per portare sfortuna, però noi bellunesi dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo una situazione dal punto di vista sismico veramente pericolosa. Amici della radio, vi spiego: il Veneto è colorato in 3 fasce, verde, giallo e rosso. Allora, la fascia verde è nella parte alta della nostra provincia, nella parte bassa del Veneto. Fascia verde vuol dire rischio molto molto basso, quindi tutta la parte alta della nostra provincia, fate conto a occhio da Agordo in su e da Borca in su, compreso poi non la fascia dei comuni confinanti col Friuli, ma gli altri. Ecco, tutti quelli sono in verde. C'è la fascia centrale gialla, medio pericolo, ma c'è la fascia rossa che riguarda solo 7 comuni in tutto il Veneto, e uno di questi è proprio il capoluogo, Belluno, però ci sono anche Limana, Borgo Valbelluna, Ponte nelle Alpi e i comuni dell'Alpago, tutti i comuni dell'Alpago. Quindi in questa situazione il pericolo di terremoto è elevatissimo. Questo cosa serve? Serve per regolarsi, e a noi cittadini dà un'indicazione subito.
cerchiamo di evitare in queste zone dei 7 comuni rossi di avere situazioni di pericolo che si possono evitare immediato, che vuol dire, per esempio, fare come i giapponesi, ancoriamo gli armadi ai muri. Bastano un paio di tasselli sul muro, un pezzo di corda quella che usiamo per le persiane, voglio dire, la attacchiamo all'armadio e così l'armadio non ci può cadere addosso. Sembra banale, ma una grandissima parte degli incidenti, anche mortali, che avvengono nelle case, che impediscono la fuga, avviene proprio per il crollo dei mobili all'interno delle case. Sappiamo che è una zona di pericolo, dovremmo cercare tutti di difendersi in questo modo. E poi l'altra indicazione fondamentale sono due: questa di evitare che ci siano cose che possono caderci addosso e farci male, ferirci dentro la casa nostra. E poi l'altra è individuare in casa propria dove corrono le colonne portanti, perché lì sotto c'è maggiore sicurezza. Di solito sono in corrispondenza delle porte interne che abbiamo. Cerchiamo di capire dove sono le colonne portanti, dove sono le travature di cemento che sorreggono la nostra casa, non i muri di mattoni, e lì sotto si crea un arco di sicurezza, perché è molto difficile che venga giù quella parte della casa. Ecco, noi dobbiamo essere pronti in caso di terremoto a rifugiarci lì, avendo un percorso libero e sicuro dalla nostra camera, dalla nostra cucina, dal nostro salotto, per raggiungere quel punto senza possibilità che in quel momento, nelle frazioni di secondo che abbiamo davanti, ci cadano addosso i nostri mobili. Ecco, a questo anche serve la cartina, a insegnarci ad essere preparati per difenderci da questo pericolo con cui conviviamo, e lo sappiamo bene, non è affatto una novità per noi bellunesi. Allora arriviamo finalmente alla pagina di Belluno, del fascicolo di Belluno. Oh, scusate, adesso ho aperto quello di Venezia Mestre per sbaglio, va bene. E saltiamo al Corriere delle Alpi. Eccoci qui, allora il titolone di apertura del Corriere delle Alpi è questo: comunicazioni in ritardo, slitta la DAD nel bellunese. Era quella vicenda che vi dicevo prima, inizialmente è stato detto venerdì, poi sabato, però in realtà già dall'altro giorno, insomma da ieri quando abbiamo fatto la rassegna, lo sapevamo che non era così sicuro che la chiusura sarebbe stata da venerdì. Rimpallo di dati tra ULSS e servizio regionale, dice comunque il Corriere delle Alpi: le scuole del distretto 1 chiuse solo da sabato, a casa anche le seconde e terze medie, quindi non solo le superiori, no? Famiglie in difficoltà con la gestione dei figli, e questo è uno dei problemi, per cui anche, diciamo così, che in tutta questa vicenda una parte della sensazione di disagio che si è avuta nei confronti della didattica a distanza non è stata tanto dovuta al fatto che per i ragazzi sarebbe meglio la scuola in presenza, non c'è dubbio, ma anche per il fatto che la DAD mette in difficoltà le famiglie, perché la scuola purtroppo in modo non esplicitamente dichiarato svolge una funzione di custodia dei ragazzi che si dà per scontato che ci sia, però non è scritta, non dovrebbe essere il suo ruolo. E questo è un fatto con cui di cui probabilmente sarà giusto tener conto, anche che la politica ne tenga conto, no? Allora, altri titoli di questa prima pagina: come dicevamo già prima, convocazioni telefoniche per velocizzare la vaccinazione, lockdown. Nel weekend il governo prende tempo, Flor, ricoveri in forte aumento, siamo in piena pandemia. La fotografia centrale, vedete, porta questo titolo: giornata decisiva per il destino della chiesa di Valle di Cadore. Le cose lì sono abbastanza drammatiche, bisogna dire la verità. Gli enti locali devono scegliere come gestire l'emergenza frana. Il movimento è stato accelerato dalle abbondanti precipitazioni. Qui c'entrerà sicuramente anche Vaia, no? Per quello che è successo. C'è la fotografia dei partecipanti al sopralluogo, e purtroppo insomma la bellissima chiesa parrocchiale e antichissima di San Martino sullo Sperone, che sale dalla Valle del Boite e arrivava in centro Cadore, della strada insomma che sale sotto lo Sperone che arrivava in centro Cadore, la via romana, quindi quel tempio ha sicuramente una storia antichissima, probabilmente già romana. Ecco, purtroppo insomma il suo destino in questo momento è molto minato dalla situazione di franamento
dello sperone su cui sorge. Ponte nelle Alpi, ladri nel vigneto, spariscono 4.000 gemme di viti resistenti, sospesi i dazi per gli States, e Lattebusche può esultare perché purtroppo i dazi di Trump avevano fortemente penalizzato la nostra azienda, che sapete negli Stati Uniti esporta con grande dovizia soprattutto i suoi prodotti, i formaggi, il formaggio Piave, che è un mito nel mondo e che Trump ci aveva praticamente impedito di esportare negli Stati Uniti a prezzi normali. Sedico, il solito borsone tradisce la banda, recuperato il PC di Veneto Strade, sfilata Miu Miu, dimentica Auronzo, occasione persa, la casa di moda ha citato solo Cortina nella promozione dell'iniziativa, nonostante le registrazioni del video siano state effettuate al lago d'Antorno. Sarebbe opportuno quantomeno richiedere a proprio beneficio il pagamento di una somma, e questo è sempre il solito problema. Difficilmente chi ha interesse a promuovere un proprio prodotto e usa le nostre Dolomiti difficilmente si prende la briga di segnalare al pubblico i nomi di una località minore, e Auronzo è una località importantissima ma è minore rispetto a Cortina. Questa volta le nostre fotografie, le nostre immagini della nostra provincia non vengono attribuite all'Alto Adige, perlomeno, però è vero, vengono attribuite a Cortina, e se Cortina non è, viene commesso un errore, un abuso, un problema questo. Velocemente, da lunedì mezza Italia finirà di nuovo in zona rossa, vaccini si cambia, via con i settantenni, gli under 55 dovranno aspettare luglio, io 56 forse ce la faccio, 56 vediamo. Rianimazioni piene, interventi rinviati, Flor triplicare i vaccini, siamo in piena epidemia, ricoveri in forte crescita, la didattica a distanza slitta sabato, domani le scuole resteranno aperte, vaccinazione deve essere velocizzata, per gli ottantenni varrà anche una telefonata come abbiamo detto, vaccini, le aziende offrono i capannoni, crisi, il Veneto punta, 253 milioni, risposte per famiglie e imprese, questo scorrendo velocissimi i titoloni di prima pagina fino ad arrivare alla sezione di Belluno del Corriere delle Alpi. Perarolo e Rinata, San Vito polo di servizi, la montagna che resiste, non si spopola. Nell'anno in cui la provincia scende sotto i 200.000 abitanti ci sono comuni che hanno aumentato i loro residenti. Questa è una bellissima notizia di cui il Corriere va in cerca per non darci sempre notizie negative, così come positiva la seconda pagina. Lattebusche dai dazi USA, una bella notizia, e abbiamo capito di che cosa si tratta. Ladri scientifici in azione a Roncan, rubate 4.000 gemme di viti resistenti, pazzesco. Gazzettino, vi dicevo, avevo saltato la pagina di Belluno, adesso ve la mostro in chiusura. Belluno, il titolone è: da sabato a casa in provincia di Belluno, parliamo di 7.000 studenti. La foto centrale riguarda Pieve di Rivinallongo, stop alle seconde case, vaccini, si accelera, da lunedì iniettate 1.000 dosi al giorno, nuova mappa del rischio sismico, rischio massimo in Alpago, e l'abbiamo detto anche prima nell'analisi della mappa sul Gazzettino. Allora, io vi ringrazio per la vostra attenzione, come al solito metteteci un like, fate una condivisione, ci fa piacere perché ci aiutate a diffondere questo nostro prodotto, se vi piace. Noi vi auguriamo come sempre una buona giornata, e chiudiamo, visti i tempi, sempre con il nostro saluto sani, che si usa in provincia di Belluno, che vuol dire una cosa sola: state sani, state bene, cerchiamo di conservare almeno la nostra salute. Ciao a tutti, buona giornata.